Ritorniamo alla questione, aveva lanciato due proposte Sandro Venza prima della pubblicità per cercare di sbloccare la situazione. Lei voleva intervenire, Sindaco? Ma io avrei molte cose da dire, però era una riflessione che facevamo. Allora davvero io condivido gran parte di quello che ha detto il rappresentante sindacale, dico anche però che, e abbiamo sentito le telefonate, ripeto, noi abbiamo bisogno di certezze e di iniziare un percorso che davvero cancelli i privilegi acquisiti. Dico però, di fronte a una spesa pubblica che continua ad incrementare, il condizionamento che hanno i territori rispetto al patto di stabilità, al non poter aumentare le spese del personale mentre aumentano le competenze, quindi magari dovremmo essere costretti ad avere progettazioni o consulenze esterne. I nostri cittadini cominciano già a venire, quelli seri che vogliono capire, e sta Tasi, sarà paga e Tasi, come si commentava, probabilmente a fronte della demagogia che aboliamo l'IMU, ci ritroveremo che l'IMU non c'è più, come tergiversava Alfano con Fazio. Abbiamo mantenuto una promessa, che poi la chiamiamo in un altro modo, ma che questi servizi te li devi in qualche modo pagare, questo sì. E io partirei, ma ovviamente parto considerate dal punto di vista dei comuni, finalmente una definizione e piena differenziazione della tassazione centrale rispetto a quella locale. Ma non che si aggiunga però, perché non che si aggiunga o peggio, che sia ristrutturata, ma da quanto tempo lo chiediamo, una riforma effettiva della fiscalità, quella locale e quella centrale. Perché lei sa che fino a quando è stato parlato in questo senso si è sempre aggiunto. Ma a noi è anche capitato quello di dire i sindaci possono, e poi di dover andare a chiedere ai nostri cittadini, noi a fare da esattori per ricche percentuali di tasse che sono finite nell'emergenza a Roma. Quindi abbiamo bisogno anche noi, guardate, mi pare che ancora esista questo dato, cioè che i sindaci siano tra i politici, io dico perché mi ritengo, insomma, quando chiunque fa delle scelte fa politica, indipendentemente dalla sua collocazione, volontà di essere politicamente collocato dentro un partito. Siamo quelli che ancora riscuotono, ma anche per la modalità con cui veniamo eletti, scusate, quindi vogliamo parlare di legge elettorale, capite che il tema del lavoro, che l'inesorabile declino è legato, secondo me, a una serie molteplice di fattori rispetto ai quali è necessario cominciare a lavorare, non mollando mai la strada. Ci sono dei privilegi, è vero, sono convinta anch'io, ma bisognerà che responsabilmente qualcuno decida che o così o niente. Dicevo prima, è un momento assoluto di non ritorno. Allora noi possiamo tamponare l'emergenza. Volevo solo dire questo, avevamo sperato come comuni di fare politiche sociali, politiche per la famiglia, dare un serio contributo a un sostegno. Siamo ritornati a fare sempre più pesantemente assistenzialismo, ma non è questo che vogliamo, né ci possiamo sostituire a politiche per il lavoro che altri devono fare, nello stesso tempo però il senso di responsabilità e necessità di agire ci fa fare quello che possiamo nei limiti, nei termini che certamente sappiamo non risolutivi. Insomma. Sposato, cos'è? Ma ci siamo spostati, abbiamo esordito il discorso del lavoro, le proposte di Renzi, no? Poi siamo andati sulla traccia, sul titolo di questa serata. Io credo una cosa, che se noi portassimo qui un padre di famiglia, li abbiamo sentiti comunque, un padre di famiglia con un po' di buonsenso, una persona media, non una persona culturata, né una persona media come insomma diciamo nella media del cittadino italiano, del padre di famiglia italiano, padre o madre, visto che non vorrei fare distinzioni, e lo portassimo qua e gli dicessimo ok, anziché 2 stipendi tu ne hai uno. E uno ti deve bastare, cosa fai? Allora io sono convinto che lui ci direbbe ok, comincerebbe a pensare, direbbe ok, comincio a eliminare il caffè, magari anziché fare colazione, cappuccino, brioche, prendo solo il caffè e la brioche all'aglio, perché i conti alla fine mi devono quadrare. È così che è iniziata la crisi, allora, il blocco dei consumi. No, ma no, è un altro discorso. Questo è se il padre di famiglia non ha da spendere,
va a fare i prestiti e creiamo quel sistema che ci ha portato a qua. No, ma non è, questo è un altro discorso, permettimi, se possiamo approfondirlo anche se vuoi, perché io sono d'accordo che i consumi assolutamente, se non c'è consumo, se i soldi non circolano, non girano, non c'è benessere. No, quindi vengo con te. Però dobbiamo se metterli in tasca, come dicevo prima, i lavoratori. Sì, ma se tu i soldi non li hai, perché perdi lo stipendio, cosa vai a spendere? E allora, no, ma ferma un attimo, lo segui il mio ragionamento, non dico di avere ragione, questo è il mio pensiero. La prima cosa che faccio, che fa un padre di famiglia perde il lavoro, è ridurre i costi di gestione. I costi, quello che può ridurre. Va bene, quello che può ridurre. La prima cosa che fa è quello. Se no, nel frattempo si cerca un'altra attività, cerca di darsi da fare, avrà un sostegno, non lo so. Quando nel 2008 c'è stata quella crisi, la mia azienda ha dimezzato il fatturato. Io ho dovuto farmi una ragione perché nessuno mi ha dato i soldi per poter dire ok, ti sostengo, ho dovuto mettere in solidarietà il personale, l'ho mantenuto tutto in modo tale che potesse garantirmi la ripresa e lo sviluppo dell'attività crisi grande finita. Ho dovuto accorpare, questo mi ha consentito nel 2010 subito di, passato il momento proprio critico, di poter investire. E di poter, quindi ho ripreso il personale, ho ripreso a lavorare, ho investito 1 milione di euro l'anno successivo, oggi ho recuperato tutto il fatturato che ho perso nel 2008. Quindi noi dobbiamo, a mio avviso, ridurre... Ripresa, ma scusa, quando non ci sono i soldi, quindi se lo Stato ritiene, giusto o sbagliato che sia, non lo so perché non li so i propri conti, bisogna essere lì per poter giudicare. Se allo Stato entrano meno quattrini, bisogna farsene una ragione. E allora io devo intervenire, e questo sarebbe un segnale che va in controtendenza e va a vantaggio, diciamo, viene evidenziato in maniera positiva dall'opinione pubblica, vado a intervenire su quelle che sono le cose che ritengo non siano produttive. È una scelta che va fatta, perché altrimenti la famiglia muore di fame se non fa una scelta. Chiudo. Quindi lo Stato deve intervenire, bisogna avere il coraggio di farlo. Se lo si fa o non lo si fa per questione, per mantenere l'hobby o perché per il consenso, perché tutti i partiti politici si muovono per il consenso, non è che ci nascondiamo, tutti. Quindi noi dobbiamo avere il coraggio di dire entro meno soldi, ok, elimino gli enti inutili, sburocratizzo, va bene, alcune proposte di Renzi mi vanno bene. A quel punto metto in condizione coloro che non possono più usufruire dell'attività di poter continuare a vivere, però il costo sarebbe molto inferiore rispetto a mantenere dei carrozzoni che non producono niente. A quel punto io creo respiro, riduco i costi dell'IRAP e il cuneo fiscale, posso consentire alle persone di poter spendere di più. Ecco, io ritengo che quello sia la madre di tutte le battaglie. Tutti i buoni propositi e tutte le cose giuste che abbiamo detto stasera sono tutte cose giuste, buone, tutte questioni di buonsenso, ma se a casa a me non entrano i soldi, io non li spendo e devo andare a vedere dove andare a ridurre i costi della mia spesa quotidiana o mensile. Pensa. Allora, lo Stato non farà mai riduzioni, ok? Perché? Perché facendo quello che sta facendo... Se parti già così non puoi neanche chiedere poi dei cambiamenti, se già dici questo. Allora, sto dicendo che in questo momento qua la vedo molto molto preoccupante perché tutto quello che stanno facendo non è sicuramente nel verso giusto di quello che farebbe un padre di famiglia, e questo è il mio punto di vista. Perché? Perché finché la burocrazia ci costa 31 miliardi e quindi 2 punti di PIL, quindi 2 punti di PIL li buttiamo via con la burocrazia. Ma perché? Perché la burocrazia crea posti di lavoro. Perché? Perché lo Stato continua a ingessarsi per mantenere posti di lavoro che creano poi voti. Ma cosa sì, ma allora dico, il fatto di dire il buon padre di famiglia è giustissimo, ma finché non si crea uno shock e quindi un qualcosa che va controcorrente e che crea una smobilitazione del denaro liquido in maniera veloce, non arriveremo mai da nessuna parte. Cioè, lo Stato deve capire che aumentando l'IVA, aumentando l'IVA ha bloccato i consumi un'altra volta. Dobbiamo capire che un'impresa quando va all'estero non va solamente per le tasse, va perché, come diceva prima, ok, all'estero uno va perché ci sono regole certe. Io in questo momento qua, che ho pendenze perché ho gente che non paga e quindi ho anni e anni di cause,
ok? Quindi non hai la certezza del credito. In più hanno inventato il giochino di poter mettere in concordato aziende e quindi ti trovi che hai praticamente, entri in 1, 2, 3 concordati, ti trovi che sei distrutto. Allora dico, a un certo punto non c'è dal mio punto di vista la volontà di cambiare, perché gli interessi in gioco sono talmente alti che fa comodo rimanere così, ed è per quello che ognuno deve prendersi la propria responsabilità e cominciare il cambiamento dal basso, perché dall'alto non avverrà mai nulla. Quindi la rivoluzione del cambiamento deve avvenire dal basso. 5 Stelle, come la vedete? No, mi ha lanciato l'assist esattamente così. Una delle cose peggiori che è avvenuta negli ultimi 30 anni è che i cittadini normali, le aziende, tutti si sono distaccati dalla politica, si sono disinteressati, hanno detto io voto, do il voto a te, do il voto a quell'altro e poi ti delego per 5 anni, per 10 anni, e questo ha causato il disastro, perché queste persone si sono create il sistema autoreferenziale e questo giustifica gli stipendi incredibili che hanno, i privilegi, le auto blu e tutto quello che ruota intorno. E la colpa primaria, se così possiamo dire, è proprio di noi cittadini che siamo stati seduti sul divano, io per primo. E quindi da lì parte da noi, dobbiamo attivarci, dobbiamo interessarci di come sta il nostro condominio, di come sta la nostra via, di come sta il nostro quartiere, ed è sufficiente questo. Dopo, se qualcuno vuole fare qualcosa di più, si può interessare alla propria città, alla propria regione. Quindi essere più attivi e più partecipi, sostanzialmente. Ecco, comunque volevo dire due cose su quello che è stato detto prima al telefono. È stato detto che noi siamo stati già fagocitati dalla politica. Che poi abbiamo un'altra pubblicità allora, che incontra. rispondo anche al signore della Conf Artigianato. Nel Movimento 5 Stelle c'è il limite di 2 mandati. Noi non ci facciamo fagocitare semplicemente perché facciamo un lavoro normale, ci prestiamo, chi è stato eletto, alla politica per massimo 2 mandati, dopo torniamo a fare il nostro lavoro. Per cui quando ci sarà, perché noi siccome vinceremo le prossime elezioni da soli, andremo al governo, faremo tutto quello che c'è da fare, perché non abbiamo nessun interesse a mantenere la nostra posizione. Se poi la volta dopo i cittadini decideranno di votare un altro partito, andrà un altro partito a governare, ma nel frattempo avremo sistemato le cose. Quindi noi non abbiamo nessun interesse a fare delle cose per mantenere il potere, perché del potere non ci interessa, ci interessa semplicemente che il sistema torni ad essere un sistema normale, con delle regole normali, dove la burocrazia sia ridotta ai minimi termini e dove ci siano delle regole che consentano agli investitori esteri di portare qua le loro imprese. Sull'evasione fiscale una cosa velocissima. Io sento sempre parlare che abbiamo 60 miliardi di corruzione, 120 miliardi di evasione fiscale, tutte cifre che vengono sparate a caso perché quelli che le sparano forse non hanno ben chiaro com'è. Allora, se vogliamo risolvere il problema dell'evasione fiscale dobbiamo partire da armi, droga e prostituzione. Dobbiamo partire da queste cose qua. E perché non... E dal gioco. Quella si chiama economia illegale e quella vale un altro tot. Un altro discorso, quella è evasione fiscale. Guarda che... torniamo, io devo dare la parola anche a Tisa un attimo, però c'è la pubblicità che incombe perché siamo fuori tempi massimi. Pubblicità, pochi secondi, poi ritorniamo insieme, parola anche ai telespettatori.